Tra i settori più duramente colpiti dalla crisi pandemica, quello della ceramica artistica ha avuto ripercussioni pesanti sulle aziende, soprattutto per quelle legate alla produzione di pezzi destinati ai negozi delle città d'arte e di villeggiatura e per quelle che operano con il settore cerimonie ed eventi, afferma Maria Teresa Maroso, presidente provinciale categoria ceramica. Confartigianato Vicenza si è messa in azione tempestivamente per stringere un accordo con le altre sigle datoriali e le organizzazioni sindacali, con l'obiettivo di dare un sostegno concreto alle imprese del settore. Le misure previste si affiancano ai servizi già predisposti dall'ente bilaterale dell'artigianato veneto per supportare una platea di beneficiari composta da quasi 80 imprese e 440 lavoratori dell'artigianato ceramico vicentino. È stato sottoscritto un accordo regionale che ha sbloccato le risorse del Fondo Vicenza, ex Fondo Falac. L'accordo, fortemente voluto da Confartigianato Imprese Vicenza, istituisce 2 nuovi contributi che verranno prossimamente erogati dal nostro ente bilaterale EBAV e sono destinati rispettivamente alle aziende della ceramica della provincia di Vicenza e ai loro dipendenti. Le domande andranno presentate ad EBAV entro il 31 luglio 2021 tramite apposita modulistica che verrà pubblicato sul sito dell'ente. Le imprese potranno rivolgersi allo sportello EBAV associativo per la consulenza e informazioni in merito al contributo a loro destinato, mentre i lavoratori dovranno rivolgersi allo sportello EBAV presso le organizzazioni sindacali vicentine.